Buongiorno cari amici e benvenuti ancora nel canale del vostro Marietto Veneziano. Come avete visto dalla mascherina faremo la seconda lezione di radiostesia basic. Praticamente facciamo dei piccoli esercizi insieme che voi potete fare tranquillamente, basta che abbiate scaricato il quadrante radiostesico per la valutazione nel sito ilcapitano.altervista.org o nei gruppi di Facebook. E prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale di The Garden Marietto Veneziano e anche nei gruppi di Facebook, di venirci a trovare magari e di iscrivervi, e anche nei diari chiaramente di Facebook. E a lunedì sera vi ricordo che alle 20:30 teniamo un percorso di esoterismo gratuito, tutti possono entrare e parteciparvi, più o meno siamo sui 150 partecipanti. Bene, oggi iniziamo questo piccolo percorso insieme per la seconda lezione molto semplice e lo faremo sui colori, però prima un piccolo ripasso generico, quindi vi ricordo del pendolino. Io uso un pendolino di ottone per il semplice fatto che l'ottone è molto sensibile alle vibrazioni umane e quindi serve più che altro per rispondere a domande per l'essere umano. Poi ci sono altri materiali tipo le pietre preziose, le pietre in generale, oppure ad esempio quelli di rame, di piombo e di ferro. Insomma, c'è una varietà di pendolini immensa. Ci sono poi quelle varie forme tipo pendolino egiziano e quant'altro. Poi però ognuno, a dipendenza del percorso che fa a livello spirituale e anche energetico, si troverà bene col suo. Ci sono anche degli ottimi pendolini fatti con legno. Poi dipende se lo usate un pendolino per la pulizia in generale oppure per la ricerca di cose, oggetti o persone. Io comunque vi consiglio, se lo fate per domande e risposte per persone, l'ottone, perché è molto sensibile alle vibrazioni umane. Vi ricordo anche che questo pendolino è fatto in modo che all'interno, vedete, si può applicare un testimone, no? Vedete, ci sono anche questi tipi di pendolini. Qui si può applicare il testimone per essere un po' più precisi nelle risposte, quando si vuole raffinare le risposte. Nella prima pillola ho fatto vedere questo circuito, questo quadrante, scusate, per la valutazione, no, del sì e del no, molto semplice, il sì, no, e alcune volte il pendolino dice che non è il tempo di fare la domanda. Vi ripeto che questo circuito potete scaricare nel sito ilcapitano.altervista.org ed è gratuito. Bene, facciamo subito un piccolo esempio. Qui potete mettere il vostro testimone, una foto, un pezzo di carta con scritto nome, cognome e data di nascita, ma anche l'indirizzo. Insomma, più dati ci sono meglio è, oppure un pezzettino di unghia o un capello, oppure anche un batuffolo imbevuto nella saliva del testimone. Quindi possiamo fare ad esempio un piccolo esempio sul nome di una persona. Voi potete chiedere al pendolino: io mi chiamo ad esempio Pippo. Se io adesso chiedo al pendolino se mi chiamo Pippo, vedete, il pendolino dice di no, e voi potreste iniziare con delle domande molto semplici. Ad esempio, potete chiedere se abitate in un appartamento o vedete, a me risponde di no. Quindi delle domande molto semplici, no? Ogni tanto il pendolino potrebbe darvi anche delle risposte che voi non vi aspettate. Questo perché? Per il semplice fatto che il pendolino è indipendente da voi. Chiaramente alcune volte noi lo influenziamo, ma per non influenzarlo vi ho già spiegato altre volte che bisogna concentrarsi e pensare prima di utilizzare al Om, così da lasciare lo spazio mentale vuoto e riempirlo di queste vibrazioni benefiche, così da essere più neutri possibile. L'ideale sarebbe anche fare un bel cerchio di fuoco in modo che copra tutto il vostro lavoro, cioè dove voi state lavorando. Sarebbe ideale fare un cerchio di fuoco prima di iniziare, chiaramente, e anche un ovetto luminoso, così che vi estraniate dalle energie negative, magari del testimone che state cercando o per il testimone che state lavorando. Adesso iniziamo con il secondo quadrante
quadrante radiostesico molto semplice. E vi ricordo che questo quadrante radiostesico lo potete sempre trovare nel sito alcapitano.altervista.org. È molto semplice, vedete, è usato per la cromoterapia, ma anche per, ad esempio, vedere se nelle vostre esercitazioni riuscite a captare dei colori. Ad esempio, voi potreste chiedere di che colore è la mia stanza, o la stanza del mio migliore amico, vedete? E in questo caso qua, vedete, potete fare diverse domande, ad esempio qual è il vostro colore preferito. Il mio colore preferito è l'arancione chiaro. Oppure potete già iniziare a fare delle domande più particolari, ad esempio quale sarebbe il vostro colore per aiutarvi a essere più rilassati. E a me vedete che mi dice il grigio chiaro. Quindi vedete, anche in questo piccolo esercizio si possono fare tante domande sui colori in modo che scusate, voi potete fare pratica. Chiaramente più andremo avanti, più useremo altri quadranti. Questi qui sono proprio quelli di base in cui voi vi potete cimentare all'inizio, col sì e col no, e con i colori. Ad esempio potreste chiedere qual è il colore che piace al vostro amico, alla vostra compagna o ai vostri figli. Bene, cari amici, anche per oggi questa piccola lezione di radiostesia basic, proprio elementare, così che possiate prendere confidenza con il pendolino e con i vari circuiti che esistono. Questi due circuiti sono i più elementari, il sì e no che vedete che il vostro marietto usa spesso, e vi ripeto che si può scaricare nel sito capitano.altervista.org, e questo quadrante radiostesico per i colori che è molto interessante e vi può aiutare ad esempio anche in un piccolo percorso di cromoterapia fai da te, molto semplice, non costa nulla, basta scaricarlo nel sito appunto o nei gruppi di Facebook di Legare Marietto Veneziano e incominciare a fare delle prove. Se non avete i soldi per un pendolino, non potete permettervelo in questo momento, potete prendere anche un bottone con un filetto di spago oppure un sassolino e un pezzettino di spago o di filo e iniziare. Funziona e va benissimo lo stesso. Chiaramente prima di iniziare vi ricordo sempre di fare un ovetto blu, ovetto luminoso e un cerchio di fuoco e anche una piccola meditazione della stella di Davide che le trovate nel canale del vostro Marietto Veneziano. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano per la seconda lezione di radiostesia basic ha finito e vi saluta. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.